Oggi è una giornata, diciamo, evocativa perché a un anno di distanza, quando siamo venuti l'anno scorso, avevamo preso un impegno che era quello di rilanciare una delle nostre sedi importanti, appunto questa di Velletri, e fare in modo di riportare l'università, nel caso di specie l'Università della Tuscia, a collaborare con noi in maniera attiva. Bene, questo è una dimostrazione concreta di come la ricerca, la formazione e lo sviluppo del territorio possono andare a braccetto. 10 anni di un progetto così bello, tutti giù in cantina, ci permette di concretizzare questa attività che per noi ormai è diventata fondamentale, cioè dimostrare che la sostenibilità delle filiere, soprattutto economiche, come dire, partono e hanno bisogno del supporto della ricerca e dello sviluppo. In questo caso, in questa sede, noi abbiamo una particolarità, che siamo in una sede che appunto viene dalla storia delle cantine sperimentali, dove a Velletri si è iniziata la sperimentazione in questo settore specifico, e oggi dimostriamo in maniera concreta che non solo ci sono tanti partner diciamo, che partecipano a questo evento, ma c'è la possibilità di riportare l'università a parlare di formazione, nel caso specifico di formazione post laurea, che trasmette i valori e le competenze e le conoscenze legate al vino, ma non solo, anche del cibo, per valorizzare il Made in Italy. Quindi concretamente potremmo dire che la ricerca crea valore e soprattutto valore economico.